Salve a tutti e bene agattausu e grazie a casa Sibenius, useus noi per regionai faccia a pari, si conoscono un pangio su catalanus, che sono attivato su Grandu, Bregeri, e si fa un pangia questo meri in Castello, in noi su Lazzaretto. Molte grazie. E Deus Enrico Puzzolo, questo più dalla Pariciao ANSA, Assemblea Nazionale Sarda, come desidero grazie, se chiamati buffi, ma ti zerriamo a noi a chi hai questo a regione. Anzi, piccolo esempio di questa esperienza catalana è più che tutto su cammino che ha rincarrerato ANC del 2009 vinza a OND. Ad Olumano si varta la traduzione simultanea, poi si rotto in sardo, enzando su vinza per regioni de tempus, che depeus traduci e torrai a si presentare su Ghinara Elisenda, e depeus toccai a italiano. Enzando abbiamo il nostro traduttore Gavino Baratta, che ringraziamo, tradurrà per tutti voi le parole di Elisenda, che si esprimerà nella sua lingua, il catalano. Lascio la parola a Valeria Serrelli, presidenta di ANS. Ospite presenta non solo ma in questo preciso momento storico tutti i cittadini e popoli. Presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana, Elisenda Paluzzi. E grazie ancora Elisenda per essere. Entriamo subito nelle questioni. Qualche settimana fa l'arresto dell'ex presidente catalano Carles all'aeroporto di Alghero e la successiva udienza alla Corte di Appello ha rimesso al centro del dibattito la questione dell'autodeterminazione dei popoli. Stasera ripercorreremo con l'aiuto di Elisenda gli avvenimenti catalani degli ultimi 10 anni, dalla nascita catalana ad oggi. E quindi, come ulteriore per portarci alle questioni, inizierei subito con il primo video. Nasce ufficialmente nel 2012, quasi 10 anni fa, dalla situazione diffusa in Catalogna prima di ANC e quali erano i rapporti con lo Stato spagnolo, tra i catalani e Stato spagnolo. Era già diffusa un'opinione indipendentista. Després de la dictadura es recupera el que se'n diu l'autonomia, amb un estatut d'autonomia per a la Catalunya l'any 1980 i un primer govern nacionalista ja escollit també l'any 1980. Els primers anys són anys que després d'una dictadura doncs, es comença a recuperar l'autogovern, es crea la televisió catalana, es comença a ensenyar el català a les escoles, es recuperen competències, es comença a fer gestió. Per tant, són uns anys en què doncs, el catalanisme no és independentista majoritàriament perquè creu que pot anar guanyant cotes d'autogovern dintre de l'estat espanyol. Però arribant als anys 90 comença a haver-hi un límit, molts conflictes de competència,
qüestionament sobre els avenços en els temes de la llengua i s'intenta arreglar aquests problemes amb un nou Estatut d'Autonomia. Aquest nou Estatut d'Autonomia que s'aprova el 2006 amb un referèndum és recorregut davant del Tribunal Constitucional espanyol que l'anul·la l'any 2010. Tot això crea una gran insatisfacció i és una mica la base política que fa que aquest catalanisme, que de manera majoritària no era independentista, esdevingui independentista. Els partits polítics no reaccionen d'entrada. En aquell moment hi havia un partit independentista que era Esquerra Republicana i el partit majoritari no era independentista del catalanisme, però la societat civil es comença a moure. L'any 2006, amb petites plataformes, associacions, petites manifestacions pel dret de decidir, per protestar per les infraestructures, s'organitzen consultes populars d'autodeterminació organitzades per la societat civil en diferents municipis i tot això crea la base que facilita la creació de l'Assemblea Nacional Catalana el 2012. Tot aquest moviment de la societat civil cristal·litza en una organització forta que de manera sorprenent és capaç de treure 1,5 milió de persones al carrer l'11 de setembre del 2012. Allora, dopo la fine della dittatura di Francisco Franco, lo Stato spagnolo è tornato a una forma democratica che si è concretizzata con l'autonomia, lo Statuto di autonomia. Mi sentite? Scusate. Senza mascherina? Posso? Ok. Dicevo, dopo la morte di Franco e la fine del regime, la Spagna torna a una forma democratica e in Catalogna si approva nel 1980 uno Statuto di autonomia che consente di avere una prima forma di governo autonomico, grazie alla quale negli anni seguenti si è iniziato a recuperare un po' le forme di autogoverno, si è creata la televisione catalana, si è insegnato il catalano nelle scuole e in quel momento la società civile non era indipendentista maggioritariamente perché si pensava che si potesse guadagnare uno spazio di autogoverno all'interno della società spagnola, della struttura dello Stato spagnolo. Questa situazione perdura sino agli anni 90 perché iniziano a sentirsi i limiti di questo sistema autonomico, il problema della lingua è sempre presente, non viene sufficientemente valorizzata e questo conflitto cresce sino al 2006 quando finalmente viene approvato un nuovo statuto di autonomia che ha delle prerogative diverse, ma nel 2010 il Tribunale Costituzionale spagnolo annulla il nuovo statuto. Questa situazione è vista dalla società civile catalana come un attacco e che genera una grande insoddisfazione e quindi il sentimento indipendentista inizia a crescere sempre di più. Inizialmente non c'è una reazione da parte dei partiti indipendentisti in quel momento rappresentati nel Parlamento di Catalunya, al governo non c'è un partito indipendentista, l'unico partito esplicitamente indipendentista è Esquerra Republicana di Catalunya e allora la società civile, visto che i partiti non lo fanno, si mette in azione e attraverso varie organizzazioni iniziano a nascere delle manifestazioni a supporto del diritto di autodeterminazione, a supporto di istanze concrete come per esempio il problema delle infrastrutture o della lingua e queste manifestazioni sono organizzate anche su base municipale, quindi c'è proprio una partecipazione delle piccole comunità che fanno parte poi della Catalogna. E tutto questo movimento, quindi civico e municipale, si cristallizza e si coagula intorno all'Assemblea Nazionale Catalana che viene poi fondata nel 2012. Organizza delle manifestazioni e con una grande sorpresa riesce a portare l'11 settembre, l'11 settembre che è la Diada de Catalunya, quindi la festa nazionale catalana, durante una manifestazione e circa 1,5 milioni di persone per strada, creando appunto una grande reazione da parte della società civile. Elisenda, chi è l'Assemblea Nazionale Catalana? Un po' ce l'hai già spiegato e come siete riusciti a ristagliare autogenico indipendentista? Ritieni che il vostro compito sia stato e sia il vostro compito nel processo verso l'indipendenza? L'Assemblea Nazionale Catalana è un movimento popolare di base, indipendente dai partiti politici. I militanti di partiti politici possono essere membri dell'Assemblea, ma
ci hanno posti politici, non puoi essere nel coordinamento dell'assemblea. Questo movimento ha una base territoriale ampia con assemblee territoriali in molti paesi della Catalogna, è settoriale e fa due cose importanti all'inizio, che mobilizzazione, grande manifestazione e pressione sui partiti politici, pressione politici, lobbying. Catalizzatore sociale, possiamo dire. Sì, un catalizzatore sociale che ha questa indipendenza della urgenza, dell'attualità politica, che dipende sempre delle elezioni, della competenza elettorale. Perché un approfondimento che avrei voluto fare su questa prossima domanda è così: CIFA politica, pur non essendo un partito politico, oggi ormai magari da voi è diventata una normalità la politica che parte dall'attivismo, dall'associazionismo. Anche da noi abbiamo associazioni che si battono, però sempre i media della società civile continua a vedere il potere relegato alla partitocrazia e quindi non ci sia altro modo. Ma ti leggo la domanda. Quindi ANC fa politica pur non essendo un partito politico e non volendosi presentare alle elezioni, come da statuto. Rappresenta il popolo, la società catalana che immagina una repubblica. Che rapporto avete quindi, un po' l'hai anticipato, con i partiti? C'è differenza o collaborazione? Come riuscite a fare in modo che si facciano carico delle istanze dei cittadini proprio? Sì, ci sono le due cose, diffidenza e collaborazione. Pressione per avere un progetto politico del 2012 al 2017 è il referendum, no? Prima la consultazione del 2014 e dopo il referendum di autodeterminazione nel 2017. Adesso c'è questa diffidenza, depressione perché lo facciano e quando decidono di farlo a collaborazione. Collaborazione no? L'assemblea fa campagna per il sì all'indipendenza, l'assemblea organizza manifestazioni, l'assemblea organizza conferenze con argomenti favorabili all'indipendenza e i partiti fanno l'organizzazione del referendum, l'assemblea també collabora con questa organizzazione, con le cose che non si possono fare del governo per la repressione dello Stato spagnolo. Questo fino al 2017. Dopo questo periodo, dopo il referendum, è un periodo molto diverso, molto differente, con la repressione che ha fatto che abbiamo questa collaborazione con i partiti nel senso di fare unità nelle mobilizzazioni e le manifestazioni contro la repressione per la libertà dei presi politici, ma allo stesso tempo abbiamo fatto di nuovo pressione perché ritomano un cammino per fare la indipendenza, perché il cammino è bloccato adesso. La situazione è un po' bloccata dal punto di vista politico. E in questo senso abbiamo fatto critiche importanti dell'attuazione di partiti politici e del governo catalano, che ha anche governato per indipendentisti anche oggi. Quindi c'è una sinergia, ma c'è anche un ruolo di guardiani. Passo la parola a Valeria. Se funziona il mio microfono, sì. Io voglio farti una domanda che riguarda un po' la Sardegna. Oltre ad essere la presidente di Assemblea Nazionale Catalana, tu sei un economista. Ti sei formata fra Yale, Barcellona, Londra, Parigi. Nel 2009 sei diventata preside della Facoltà di Economia e Commercio di Barcellona, ruolo che hai ricoperto fino al 2017. Nel 2014 hai scritto un libro che in italiano si traduce Possiamo,
le chiavi della redditività economica della Catalogna, che affronta i temi principali del dibattito economico dell'indipendenza. Ho trovato interessante un capitolo dove tu elenchi i nuovi paesi nati dal 1945, che sembrerà assurdo, ma sono ben 119. 55 hanno meno di 3 milioni di abitanti, 29 meno di 500.000 abitanti. In Sardegna è argomento diffuso, soprattutto per i detrattori dell'idea indipendentista, che le nostre piccole dimensioni e la popolazione sotto il 1.600.000 abitanti sia un gap per il benessere economico diffuso. Quindi quello che la solita frase che ci sentiamo dire: da soli non possiamo farcela. La mia domanda è: le piccole dimensioni di uno Stato sono un'opportunità o un difetto secondo te? Questa questione è stata studiata per economisti, infatti due economisti italiani, Alberto Alesina, che è morto fa qualche mese, e Enrico Spolaore del nord d'Italia, di Venezia. Quello hanno economisti veramente importanti nell'economia e loro hanno studiato che questa pregunta cambia con la internazionalizzazione dell'economia. La globalizzazione fa che la dimensione non sia più importante. La dimensione era importante quando il mercato era chiuso. Doveva avere un mercato grande per vendere più prodotto. Quando il mercato passa a essere il mondo, la dimensione non è più importante di stati. Loro argomentano che questo crescimento di nuovi stati nel mondo si esplica per la globalizzazione. Grazie. Un'altra critica, seppur in contrapposizione, che accomuna la Sardegna e la Catalogna è la questione del reddito. Voi siete troppo ricchi per ed egoisti per pretendere la libertà, noi invece siamo troppo poveri per riuscirci. La verità, a parer mio, è che sono dei pregiudizi, ma ti chiedo, che peso ha il benessere economico nel processo verso l'indipendenza? Sì, questi argomenti si fanno i francesi con i Corsica, stesso insieme, no? Non poi dipende, siamo noi che diamo argento alla Corsica dove non possa essere indipendente. Non sei abbastanza grande per uscire di casa. Quando la situazione è la contraria, come il caso della Catalogna, che apporta di più alla finanza centrale, l'argomento è sei egoisti. Io penso che l'argomento economico è importante, però non si deve basare in siamo più ricchi o siamo più poveri, sino vogliamo decidere noi prendre les decisions més properes al ciutadà i prendre les decisions més adequades a l'economia del territori che rappresentes. Essere in grado di prendere le decisioni più vicine ai cittadini e più coerenti con le necessità dell'economia e del territorio. Grazie. Nel percorso verso l'indipendenza avete sicuramente intrapreso la strada democratica e non violenta e l'utilizzo del referendum, come dicevi prima, ne è una dimostrazione, l'ultimo baluardo della democrazia diretta. Un primo referendum fu indetto nel 2014, ma lo Stato spagnolo, se non sbaglio, lo bloccò dicendo che era illegittimo. Nel 2017, vista la richiesta popolare, avete indetto un secondo referendum che si sarebbe dovuto svolgere il 1° ottobre, permettendo ai cittadini catalani di scegliere il loro destino. Repubblica catalana sì o no? Il Tribunale Costituzionale ha sospeso anche questo referendum, accogliendo il ricorso d'urgenza del governo spagnolo che chiedeva l'annullamento per costituzionalità. A questa sentenza si è aggiunto l'intervento della Procura Generale, che ha denunciato per i reati di disobbedienza il Presidente della Generalitat
Carles Puigdemont, e tutti i membri dell'ufficio di presidenza del Parlamento catalano che hanno approvato appunto il referendum. Ha ordinato a tutte le forze dell'ordine, compresi i Mossos d'Esquadra, che sono il corpo di polizia catalano, di impedire in ogni modo lo svolgimento del referendum, sequestrare le urne, le schede elettorali, il materiale di propaganda, i computer. E io a questo punto vorrei che tutto il nostro pubblico vedesse il video che abbiamo preparato. Fa male vedere queste immagini. Queste erano persone che volevano votare per il sì o per il no. E abbiamo gli occhi lucidi, credo tutti. Tu hai vissuto sulla tua pelle questa situazione. Come definisci quello che abbiamo visto? Io penso che lo che abbiamo visto è la paura e il coraggio, le due cose, perché tutta la popolazione che è uscita a votare, in settembre, il referendum era l'1 ottobre, in settembre lo Stato spagnolo, il governo spagnolo ha deciso di inviare alla Catalogna 8.000 polizie spagnoli che non vivono in Catalogna. E hanno cominciato a cercare le urne. Questa settimana è stata una mobilizzazione popolare di difendere questo referendum e di non sapere che cosa va a passare. La gente si è organizzata per andare a dormire nel collegio elettorale, per proteggere il voto che non entrare nelle urne, e quando la polizia ha cominciato a fare questa violenza per impedire il voto non in tutti i collegi, in qualcuno. Io stavo in uno di questi che hanno stato attaccato in Barcellona, il Ramon Llull. La sorpresa è stata che la gente non ha uscito per la paura e hanno andato via. Sono rimasto a difendere questo diritto al voto tutto il giorno, perché non sapevamo alla fine della giornata, per la tarde hanno lasciato un po', però noi non lo sappiamo e tutti la gente stava aspettando, proteggendo le scuole per il riconto si dice, per contare il conto, il scrutinio, con questa paura di che la polizia poteva venire altra volta e pegare alla gente, però il coraggio e questa sensazione, questo sentimento di essere popolo insieme
per difendere questo diritto al voto nel referendum è stata una cosa che ha cambiato, io penso che ha cambiato la mentalità catalana, la gente che ha stato in questo referendum non è la stessa di più, sì, è un atto di sovranità che cambia le cose, cambia radicalmente le cose. Vi aspettavate questa reazione delle persone, della gente? No, io quando stavo in questo, io faceva di presidenta, non era la presidenta della ANC all'epoca. Io ho fatto come una cittadina normale, sono andata alla mi hanno detto posai fare da presidenta della mesa, del seggio elettorale? E ho detto sì, e quando questa scuola è stata una delle prime attaccate nella mattina, non sapeva che cosa vai passare, che se la gente avrà paura e il voto quedarà paralizzato. E no. Sì, questo coraggio penso che è stato anche un scoprimento per noi. Sì. Nonostante le minacce dello Stato spagnolo al referendum, hanno partecipato più di 2 milioni di persone, 2 milioni, quasi 2 milioni e 3 di votanti, più 770.000 sono state le schede sequestrate, il 43% degli aventi diritto, con oltre 2 milioni di sì, il 98% e 177.500 passano. Il governo centrale spagnolo ha negato ogni validità alla consultazione. La violenza dello Stato spagnolo, abbiamo visto, non ha risparmiato nessuno, i cittadini, diversi leader indipendentisti sono stati arrestati, tu non eri presidente, c'era Jordi Sánchez, tuo predecessore, Puigdemont della Generalitat ha scelto l'autoesilio. Cos'è successo dopo quel è cambiato qualcosa sicuramente nella vostra coscienza, è risultata più forte? Come siete andati avanti? Come siete riusciti ad andare avanti rispetto a quella giornata? Sì, dopo il referendum, prima voglio dire che il risultato, i voti per sì all'indipendenza in questo referendum, con rispetto al censo, la gente con diritto a votare, è superiore alla gente che ha votato per il Brexit in UK. È una bella constatazione in Sì, ambito perché europeo da la fare. partecipazione è stata più alta, ma il sì al Brexit ha fatto 51%. In termini di che rappresenta questo sì al Brexit verso che rappresenta il sì all'indipendenza in Catalogna, è più importante il sì all'indipendenza nella Catalogna. Ma la cosa che è passato è che la gente del no, i partiti del no, hanno boicottato il voto. Fanno questa cosa invece di difendere il no con argomenti e intentare intentare vincere democraticamente, lo che fanno è boicottare il voto. Questo è lo che hanno fatto anche in 2014 e in 2017, boicottare e con la violenza poliziale e giudiziale intentare bloccare il voto. Non solo boicottare, ma bloccare il voto. Però la pregunta era, c'era... Come è cambiato il vostro, sì. se fosse No, cambiato il vostro modo di agire, il vostro bueno, approccio? lo che è passato dopo il referendum è indecisione, questa decisione unitaria di politici, della gente fino al referendum, dopo il referendum le differenze di che dobbiamo fare adesso, dichiarare l'indipendenza o no, aguantare, resistere o non lo fare, hanno començat a dominar les diferències i les discrepàncies sobre què havíem de fer amb aquest resultat del referèndum. Llavors, l'opció que es va optar el 10 d'octubre
va ser suspendre, no acabar de declarar la independència, o declarar-la i suspendre-la, demanant una mediació, una negociació a Espanya. I aquesta negociació no hi va ser. Per tant, tot el mes d'octubre el que vam fer va ser perdre la força que teníem l'1 i el 3 d'octubre, que el 3 d'octubre hi va haver una gran vaga general, i a l'estat espanyol va anar recuperant força i va anar fent pressió i va anar recuperant força. Finalment es va fer la declaració d'independència el 27 d'octubre, però ja sense força i sense capacitat d'imposar-la. I una part del govern es va quedar i va acabar anant a la presó i una altra part del govern se'n va anar a l'exili. Per tant, aquesta victòria tan forta, moral i política, aquesta victòria democràtica i moral de l'1 d'octubre, no vam saber convertir-la en una vittoria definitiva politica. Quindi dopo il referendum, più che l'unità di intenti che aveva contraddistinto la fase precedente al referendum, ha lasciato lo spazio alle differenze, ai differenti punti di vista su che cosa fare dopo il referendum. E quindi alla fine, dopo qualche giorno, è stata fatta la dichiarazione di indipendenza, è stata immediatamente sospesa e si è cercata la mediazione col governo spagnolo, che ovviamente non ha voluto mediare. Questo fatto ha fatto perdere un po' il momento, l'inerzia che si era riusciti ad accumulare in tutto questo processo, e nel frattempo quindi la Spagna ha recuperato le forze che sembrava aver perso. Quindi quando poi si è effettivamente dichiarata questa indipendenza, non c'era più quella forza dietro che avrebbe permesso di poterla poi applicare, poterla implementare. E quello che poi è successo lo sappiamo: il governo, alcuni membri del governo sono arrestati e sono stati poi imprigionati, e una parte del governo, tra cui il presidente Puigdemont, ha scelto di esiliarsi, di andare in esilio. Quindi c'è stata una vittoria democratica, morale durante il referendum, ma non si è riusciti a trasformare questa vittoria anche in una vittoria con un risultato politico. Mi è mancato un po' qui tutta la parte forte. Siete arrivati quindi a un soffio da realizzare il vostro sogno, ma questa nuova Repubblica in cosa credi sarà diversa e migliore rispetto alla Catalogna, regione spagnola? Adesso penso che la cosa che è sicura è che una Repubblica Catalana proteggerà la lingua e la cultura catalana, cosa che lo Stato spagnolo non fa. Lo Stato spagnolo, per esempio adesso, se c'è questa direttiva sopra l'audiovisuale che si deve applicare in cada Stato. Fa una legge sull'audiovisuale e la sola cosa che le preoccupa è lo spagnolo Netflix, il catalano niente. Questo è sicuro, no? La indipendenza è una garantia di proteggere la nostra lingua. Dopo la indipendenza è un'altra cosa, è un'opportunità per fare altre cose meglio. Non è una garantia, non sappiamo che saremo, io non posso dire saremo meglio, però saremo noi e avremo l'opportunità di essere meglio. E pensando di un modo un po' più ottimista, no? Sì che penso che la Catalogna ha un'esperienza di sapere rispettare la diversità culturale, di fare insieme la protezione di una lingua e una cultura, insieme da essere una società aperta, la preoccupazione per la coesione sociale è importante e penso che l'esperienza di una democrazia di poca qualità come la spagnola, come lo abbiamo visto con il referendum e con la repressione che ha continuato dopo il referendum, questa esperienza deve servire per fare una democrazia di più qualità. Hai citato la lingua, io mi trovo anche a lavorare con la lingua sarda, mi permetto di fare una piccola domanda in più. Quanto è importante
io conosco la realtà di chi lavora qui come operatore in lingua sarda, cerchiamo di spingere, ma molto spesso io e i miei colleghi è tutto sulle nostre spalle, abbiamo poche risorse, poche leggi che difendono il sardo e che gli danno una prospettiva come lingua moderna, molto più spesso viene relegata come lingua del folklore, come lingua dei ricordi, purtroppo. Però noi cerchiamo di fare il nostro almeno. Quanto è stato importante quindi l'impalcatura identitaria, la lingua in Catalogna, per poter anche pensare a un progetto indipendentista? Oppure pensi che queste cose possano non essere così importanti? No, la lingua è chiave en el catalanismo, el movimento di difesa della catalanità, il nazionalismo e dopo l'indipendentismo. La lingua è stata una cosa importante perché il nostro è un nazionalismo di base civica e culturale, non etnica. Adesso la integrazione al progetto politico catalanista si è fatto per la via della lingua. È certo che questi ultimi anni sì, altre considerazioni hanno stato importanti, come le considerazioni economici, sociali, e che abbiamo indipendentisti che non parlano catalano, e certo questo anche, ma io penso che senza una coscienza nazionale, che nel caso catalano è molto basata in questa supervivenza della lingua, è difficile di fare un processo di indipendenza. Abbiamo esempi, in Scozia non parlano di più il gaelico, hanno una maggioranza indipendentista nel Parlamento, ma nel caso della Catalogna lo vedo differente. Parliamo di comunità europea. Dopo quanto abbiamo appena descritto, la comunità europea è rimasta a guardare, relegando tutto a una questione interna dello Stato spagnolo, succube del volere degli stati, li abbiamo definiti ottocenteschi. A marzo di quest'anno addirittura il Parlamento europeo ha revocato l'immunità agli eurodeputati catalani indipendentisti Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, richiesta dalla giustizia spagnola dall'inizio del 2020. Ci sono secondo voi i presupposti affinché questa Unione Europea possa riconoscere la legittimità delle istanze delle tante nazioni senza Stato presenti al suo interno? E se così non fosse, avete già pensato a un piano B? Io penso che la Unione Europea ha paura dell'applicazione del diritto di autodeterminazione. Lo ha quando Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia non stavano nell'Unione Europea, la Unione Europea ha fatto qualche progresso in difendere questo diritto, ma quando si applica internamente ha paura. È vero che con questo processo di repressione noi abbiamo visto che perlomeno la giustizia europea è differente dalla giustizia spagnola, nel senso che gli esiliati non sono ritornati, probabilmente in Strasburgo vinceremo con il giudizio, il giudizio del Supremo sarà probabilmente annullato in Strasburgo. Che falla è la politica. La politica? Politici? Sì, correttamente? Politici? Sì, questo è un problema, però se una cosa che la Unione Europea vuole essere un esempio di democrazia e di valore, deve fare un intento di avere una soluzione per questo tipo di problemi di sovranità e di democrazia e di autodeterminazione all'interno della Unione Europea. Se non lo fa, dobbiamo fare fatti consumati.
La cosa che sì sappiamo è che la Unione Europea reaziona quando c'è un conflitto. Mm, Il conflitto catalano è apparesciuto in ottobre del 2017, adesso sembra dormente, ma risusciterà. E se il livello del conflitto è più forte, finalmente la Unione Europea deve fare qualcosa. Ed arriviamo a oggi. Oggi in che modo continua il cammino verso la Repubblica Catalana indipendente e cosa vi aspettate e cosa sperate per il futuro? Dobbiamo aspettarci un nuovo referendum? Io penso che dobbiamo aspettare un nuovo atto di sovranità. Non lo so se sarà un nuovo referendum, una nuova dichiarazione di indipendenza parlamentaria, una combinazione, però sì, l'indipendentismo no s'ha vist disminuïda, al contrari, ha augmentat. El resultat a les darreres eleccions dels partits independentistes ja ha superat el 50% del vot popular directe. Ha tingut 2 diputats més a les darreres eleccions. Ara potser estem en un moment en què no sabem gaire com sortir d'aquesta situació, no? Però la condició estructural no ha canviat res. Ni l'estat espanyol està oferint ni la fi de la repressió, excepte els indults pels presos, és l'única cosa que ha fet, però continua la repressió, en molts casos de repressió generalitzats, ni ofereix una solució en termes de millora de l'autogovern que pogués fer reduir el suport a l'independentisme. Per tant, estructuralment estem allà. Es tracta de saber construir, aprofitar les oportunitats che vinguin e recuperar aquesta forza unitaria. Nonostante quindi questo periodo di repressione, la situazione dell'indipendentismo dal punto di vista parlamentare è migliorata perché ci sono 2 seggi in più occupati da politici indipendentisti, il voto popolare continua a dare ragione ai partiti indipendentisti in termini percentuali quando ci sono delle consultazioni e tutto questo nonostante il governo spagnolo non abbia fatto niente, non abbia fatto nessun passo per cercare anche di ridurre un po' la carica indipendentista ridiscutendo alcuni aspetti dell'autogoverno o riducendo la repressione, perché a parte gli indulti di cui hanno beneficiato recentemente i leader che erano incarcerati, ci sono tante altre azioni di repressione che comunque continuano a essere portate avanti, quindi è un discorso strutturale che consente adesso non sanno quali saranno, diciamo, che cosa succederà in un futuro immediato, però ci sono le condizioni per continuare su questa direzione. Arriviamo alle conclusioni e restituisco la parola a Valeria, so che hai un annuncio da fare. Sì. Il mio microfono non sente. Mi sentite? Sì, decisamente meglio. Quando guardo le manifestazioni dell'Assemblea Nazionale Catalana, immagino una cosa simile qua e oggi mi sembra un'utopia. Ma quando ho conosciuto Elisenda Sassari e oltre lei c'erano tanti rappresentanti della società e della politica catalana, in tanti mi hanno detto all'inizio è sempre difficile, però la strada è quella giusta. E io ci ho creduto, ci credo ancora ed è il motivo per cui abbiamo voluto fortemente che loro oggi fossero qua. Assemblea Nazionale Sarda può essere un'opportunità per la società civile, fuori dalle istituzioni. Possiamo costruire insieme un percorso aperto, democratico, plurale, di emancipazione del popolo sardo. Quindi l'indipendenza non si ottiene da un giorno all'altro, è un cammino che potrebbe essere lungo e noi Assemblea Nazionale Sarda l'abbiamo appena cominciato, quindi
Il mio è un invito a tutti a partecipare, a sostenerci. Abbiamo visto oggi cosa può fare la partecipazione. Voglio ringraziare Elisenda e la ringrazio di cuore per aver rispettato il nostro... Grazie. È tutto per te questo. È tutto per te. Non era scontato che dopo quell'incontro tu saresti stata qui, ma oggi ci sei e questa è felicità da parte del popolo sardo presente per la tua presenza. Siamo venuti qui oggi per domandare e per ascoltare, però come ci insegna il popolo catalano, dopo l'ascolto ci deve essere un'azione. Con Elisenda abbiamo deciso di guardare al futuro e ufficializziamo stasera un patto di solidarietà e un patto di collaborazione fra le due assemblee che stasera davanti a tutti voi sigleremo. Ve lo leggiamo. Lo leggerà Enrico in sardo, sì, tanto credo che tutti possiate capire. Questo è il tuo incriminato? Ok, ce la fa. Okay. S'Assemblea Nazionale Catalana, ANC, e s'Assemblea Nazionale Sarda, ANS, mancai scendi che c'ha le differenze entre comunitaries, is percursus e obiettivos sull'ompiu, intendenti ambas su bisogno de compartire ideas e esperienzias e de si stringere a pari in sa solidariedade necessaria per seguire su cammino con sa autodeterminazione dei popolus issoru, su popolo sardo e su popolo catalano. Ambaduas animaras dai principius eticus, democraticus, del rispetto caras a libertari, birint is potenzialidades per una collaborazione e si impignant a fare fronti comuni in istituzioni internazionali, amparendo sul riconoscimento e sul diritto a autodeterminazione della Sardegna e della Catalogna, traballando per fare crescere i diritti delle nazioni che ne Stato in Europa. Traballando i vari, compartendo esperienze e pratiche buone, a s'attoviare in presenza in maniera virtuale, mantenendo un contatto costante e uno diretto entre le due assemblee. Promuovere e affortiare le regioni del suo diritto dell'autodeterminazione dei popoli. Valeria Serreri, Elisenda Paolini. Tornamos ancora grazie a Elisenda. E avevamo un piccolo obsequio.
tantissima roba. Questo è un libro nuovo in italiano sobre il problema catalano tra diritto a decidere ed autodeterminazione, con un professore italiano e 3 professori catalani. Grazie mille. Tutto molto utile. Un altro libro. Beh, abbiamo tanto. Grazie. Come inizio di una collaborazione non è niente male. Allora, Elisenda dice se qualcuno di voi vuole farle qualche domanda. Risponde con piacere. Signore qua. Io chiedo, per quanto riguarda le altre minoranze spagnole, le altre, oltre alla Catalogna ne avete altre, come noi in Italia ne abbiamo altre. Che tipo di rapporto avete? La domanda invece, un attimo. Minorías della Stato spagnolo. Ah, vale, sì, L'altra domanda invece è alla Presidente di ANSI. sì. No, è veloce, tanto è velocissima. In tutti i simboli dei catalani c'è sempre la bandiera. Sempre. Sono a Parigi, sono a Palermo, da qualsiasi parte. Qui manca il segno della bandiera. Per cui cioè, bisogna rimediare a questa cosa. Grazie. Sì, no, contesto prima? Sì. Vai, sì, faccia questa. Sì, no, nel logo dell'Assemblea Nazionale Catalana non c'è la bandiera, eh? E no sé on el tenim, tens un logo per aquí? Sí, no sé, qui la batassa. Ah, sì, és una campanya. Sí, bueno, sì. Non sempre, non sempre abbiamo la bandiera. La bandera si deve fare servire quando è necessaria. Non, per esempio, nella Catalogna Nord, che sta nella Francia, e dove la coscienza nazionale è più debole che nella Catalogna Sud, le bandiere catalane sono per tutti, ma si usano un po' di maniera folclorica. Adesso la bandiera è una cosa importante, la dobbiamo utilizzare quando è necessario. Sì, sì. No penso che sia importante che il logo non incluya la bandera. La relazione con l'altro movimento nazionale di otra minoranza in Spagna è importante. Noi abbiamo una relazione bilaterale con un'associazione della società civile basca che si chiama Gurescu, che si sono ispirato molto dell'assemblea. Questo 2 luglio faremo un'azione congiunta insieme con i baschi di Gure in tutto il Pirineo. Illumineremo 200 montagne per la notte in difesa del diritto di autodeterminazione per la libertà del Paese Basco alla Catalogna al Mediterraneo, dell'Atlantico al Mediterraneo, tutto il Pirineo il 2 luglio. Sono invitati a partecipare. E con la Galizia anche abbiamo relazione, un po' con tutti i movimenti. Evidentemente con la Valencia e la Baleares, la Mallorca, la relazione più intensa perché siamo la stessa nazione, lingua e cultura. Abbiamo una confederazione, in questa tradizione della Confederazione Catalano-Aragonesa
noi abbiamo una confederazione, l'Assemblea Nazionale Catalana, con una piattaforma valenciana che si chiama Decidim e con un'associazione di Mallorca che si chiama Assemblea Soberanista de Mallorca. Posso brevemente, intanto mentre parlavo immaginavo il 2 luglio a tutta la Sardegna illuminata e sarebbe una cosa meravigliosa a proposito di farsi vedere per il diritto dell'autodeterminazione. Voglio risponderle perché l'osservazione che lei fa è corretta. Oltre a quello che ha appena detto Elisende, quindi che i simboli, le bandiere sono importanti e non vanno sventolati a prescindere, noi siamo consapevoli anche che nel mondo dell'indipendentismo ci sono alcuni temi per cui ci sono visioni differenti, è una cosa che non sottovalutiamo assolutamente. E proprio perché la rispettiamo e perché vogliamo che l'assemblea sia inclusiva, che in alcune situazioni evitiamo di mettere una bandiera, perché non vogliamo scontentare nessuno. Lo facciamo anche in altre situazioni, anche su altri temi dove sappiamo che questo problema esiste, come quello della lingua. Cerchiamo di utilizzarla, di parlarla, ma per adesso, finché non riusciremo a coinvolgere più persone possibile e farle dialogare e quindi affrontare il problema e trovare una soluzione che non deve essere imposta ma deve arrivare dal basso, fino a quel momento facciamo molta attenzione. Però grazie, perché è un'osservazione che mi fa piacere, perché così ho potuto darle anche una risposta che mi auguro abbia soddisfatto. Io sono segretario generale della Confederazione Sindacale Sarda. Noi abbiamo rapporti sindacali con l'Intersindacal della Catalogna, con adesso il segretario Perellò, ma Sartre e prima Isabella, che è deceduta recentemente. Allora, noi vi chiediamo in che termini vi ponete voi con i sindacati, perché ce ne sono tanti, e poi l'altra domanda è questa: ci ha stupito come mai i fratelli baschi non sono stati molto generosi nei vostri confronti, almeno non ho notizie anche tramite l'Intersindical, e questo ci ha stupito molto. Poi in seconda battuta hanno partecipato, hanno mandato la solidarietà. Ecco, c'è qualcosa che non funziona o riusciamo, diciamo così, perché noi siamo interessati, siamo nella piattaforma internazionale, abbiamo rapporti con 14 sindacati, tra cui il LAB, il secondo sindacato più forte dei baschi, e siamo preoccupati di questo, cioè vogliamo fare corpo internazionale perché l'Europa ascolti le nazioni senza Stato. Grazie. Sì, in questa tappa, dopo 2017, l'Assemblea Nazionale Catalana ha deciso di fare campagne specifiche per rinforzare i sindacati indipendentisti nazionali catalano come la Intersindical. Abbiamo una piattaforma insieme che si chiama Alzemnos. Alzemnos, sì. E facciamo 3 anni fa che facciamo il 1° maggio insieme, la Intersindicale e l'Assemblea. Abbiamo questa campagna che si chiama Eines da País, strumenti di paese, che dice alla gente se tu lavori deve sindicarti in un sindacato indipendentista, perché i sindicati indipendentisti in Catalogna sono una minoritario, sono minoritari. O se siete impresario, presentate alle elezioni delle Camere di Commercio, per esempio. Abbiamo fatto una candidatura alla Camera di Commercio di Barcellona che ha vinto nel 2019. Adesso il sindaco della Camera di Commercio di Barcellona è indipendentista, Monica Roca, una donna. Per noi è importante perché questa è una delle cose che abbiamo visto in ottobre 2017, che è la questione del poter
poter abbiamo mancanze. Um, il, il sindicalismo basco nazionale è molto più importante che il catalano, è forte, veramente forte, però io penso che con la intersindicale hanno buona relazione. Quando parliamo che la solidarietà di baschi è stata diminuita, penso che ha stato soprattutto un po' una decepzione il Partito Nazionalista Vasco, che è il partito più importante che governa. No, la società civile ha stato solidaria, i sindicati hanno stato solidari, la sinistra avversale, la sinistra indipendentista anche, e associazioni della società civile come questa Gurescu che ha relazione diretta con la Catalogna hanno fatto manifestazioni ogni volta per la libertà di presi politici in solidarietà con la Catalogna. Socio di Assemblea Nazionale, buonasera. Per proporre un nuovo... Assemblea Nazionale Sarda. Sì. Sì, adesso c'è molta gente qui. La socio di Assemblea Nazionale Sarda sono molti. Deve crescere. Fate un pensiero. Allora, proporre un'idea di indipendenza vuol dire proporre uno stato diverso, immagino, da quello che vivete oggi. In Europa ci sono diversi tipi di democrazie e nel mondo ci sono diversi tipi di stati che funzionano in maniera diversa. Lei ha parlato di qualità della democrazia. Cosa significa per lei la qualità della democrazia? E mi piacerebbe sapere se all'interno dell'Assemblea Nazionale Catalana avete un modello di riferimento, avete parlato di queste cose, esiste un modello al quale vi ispirate? E che peso ha la democrazia diretta? Voi avete fatto diversi referendum. Questo del referendum è uno strumento che si esaurisce, trovate l'indipendenza, o è uno strumento, la democrazia diretta, che volete perseguire e utilizzare anche nella nuova Repubblica Catalana? Io penso che dobbiamo utilizzarlo. Internamente l'Assemblea Nazionale Catalana ha molti strumenti di democrazia interna. Le elezioni al segretariato dei 77 membri sono con liste aperte. Quando dobbiamo decidere cose all'interno importanti, decisioni politiche importanti, facciamo referendum interno con tutti i soci dell'assemblea, che sono 47.000. Facciamo questo tipo di consultazione interna all'interno. La nostra esperienza è che è meglio di avere questa relazione diretta con gli elettori. Bueno, l'Assemblea Nazionale Catalana è diversa. Abbiamo all'interno tutte le ideologie, gente di sinistra, di centro, di destra, di sinistra a sinistra. Adesso penso che i modelli sono diversi però ci sono cose nella Svizzera che sono interessanti. Penso che una mescolanza di distinti modelli democratici. Però la Scozia con l'autogoverno del SNP ha fatto cose interessanti anche. E nel sistema di rappresentazione, di combinare la rappresentazione proporzionale con una rappresentazione per circoscrizione. Bueno, è una pregunta molto complessa. Salve, io sono Stefano, sono simpatizzante, diciamo, di questi argomenti
Le immagini che abbiamo visto sono molto forti. Le immagini che abbiamo visto sono molto forti e toccanti. Noi siamo stati partecipi passivi di pagine importanti dell'Europa. Sicuramente è accaduto da voi qualcosa di molto forte a livello europeo, in termini di indipendentismo, di autodeterminazione. Volevo sapere, visto che nel board, diciamo, della vostra organizzazione ci sono persone accademiche che conoscono la teoria dei giochi, che possono sapere cosa poteva accadere. Quindi la domanda che le faccio è: qual è la lezione imparata? Quindi tornando indietro, cos'è che non avreste fatto o avreste fatto per conseguire il vostro obiettivo di indipendenza? Cioè, perché adesso l'assemblea mi pare che sia sospesa, no? Ci sia questa sospensione. Ecco, Què és el que no hagués fet i què és el que haguéssim fet? Anar tornant al passat. Sí, bueno, jo crec que penso che l'Assemblea Nazionale Catalana ha fatto cose molto buone e ha fatto errori. Il periodo dopo il referendum, questa prossimità con i partiti politici è stato un problema perché non abbiamo la distanza sufficiente per vedere che stavano facendo un errore di non utilizzare la forza del referendum i giorni, questo momentum, no? Ha confiato molto in questo momento i dirigenti politici. No, questo penso che è stato l'errore del 2017 di non avere questa vicinità ha fatto che non accettiamo le decisioni che senza fare pressione popolare perché non si faceva per forzare la declarazione il dia 10 per esempio. Buonasera. Innanzitutto grazie per la sua presentazione molto bella e anche emozionante. Grazie anche a tutti gli amici di Assemblea Nazionale Sarda che hanno organizzato questo evento veramente molto interessante. La mia domanda è questa. Lei ha descritto la vostra organizzazione come un'organizzazione che parte dalla base, no? Questo mi è sembrato un punto molto rilevante da parte sua. La mia curiosità è proprio questa, cioè le iniziative di base nascono all'interno della vostra organizzazione oppure voi siete aperti a iniziative di base magari non proprio nate all'interno di ANS? Non so se è stato chiaro. Cioè, qual è il vostro rapporto con la spontaneità, diciamo, delle iniziative che arrivano dal basso? Sì. Ha capito? Sì, sì, Ho sì, ho bisogno... capito. Penso che l'assemblea ha nasciuto dalla base, dopo ha diventato un'organizzazione importante e probabilmente in qualche momento non è stato tan sensible a les iniciatives que podien sortir diverses i crec que això ara ho volem corregir una mica. I ara utilitzem el concepte aquest del moviment social, del moviment popular independentista i la idea de la xarxa, de treballar en xarxa. I per tant, si tenim en temes de sobirania energètica, doncs relacions amb associacions ecologistes o amb els sindicats de treballadors, ser una mica tenir una actitud una mica més col·laborativa amb altres moviments o associacions sectorials més petites que també hi pugui haver. Però és veritat que primer l'Assemblea Nacional Catalana no es va formar com una suma d'organitzacions. Es va formar com una associació on la militància, fer-se soci, era directa, personal. Se all'inizio, nelle prime fasi dell'assemblea, le persone si iscrivevano non perché facevano parte di altre organizzazioni che confluivano nell'assemblea, ma era una militanza personale, si ascoltava, diciamo, la base interna e si agiva di conseguenza.
ma adesso, anche perché l'Assemblea è cresciuta molto e quindi si interessa di tanti ambiti, cerca di lavorare sul concetto di rete, di canalizzare le iniziative che vengono dalla società civile, anche esterne all'Assemblea Nazionale Catalana, eh, lavorando insieme a altre organizzazioni che possono essere più specializzate in certi ambiti. Quindi se c'è un problema di tipo energetico, ad esempio, cercano la collaborazione e lavorano insieme alle associazioni ecologiste per avere insomma, per lavorare in un ambito specifico. Faccio parte di un'associazione culturale indipendentista che si chiama Innantis. Ho avuto la fortuna di partecipare alle consultazioni del 2010. Ho girato proprio la Catalogna, tra l'altro sono stata a Lleida, sono stata in tanti posti, e anche al referendum del 2017. Dico fortuna perché comunque, come diceva Stefano, che non avevo visto, tra l'altro siamo colleghi, sono un insegnante, quindi non sono stata, diciamo, è stata una passività diversa perché ero presente. E quello che vi invidio, e forse vi invidiamo, ecco, è quello che fa la differenza anche rispetto ad altri movimenti di indipendenza, di autodeterminazione europei, è questo. C'è un attivismo che è assolutamente trasversale in tutta la vostra società. Ci sono molte donne, ci sono donne anche ai vertici, ma ci sono molte donne proprio nell'attivismo di base. Ci sono moltissimi bambini, persone comuni e soprattutto una cosa che mi ha colpito durante il referendum, le persone che avevano la sedia a rotelle, quindi paraplegiche, con i problemi più incredibili, che sono andati lì a votare e noi applaudivamo. E poi mi ricordo una cosa che mi ha molto colpito, che l'attivismo, questo tipo di attivismo così, chiamiamolo popolare, quando arrivava qualcuno con la bandiera spagnola sulle spalle, veniva applaudito. Ecco, questo io volevo capire, capisco che forse è una domanda un po' complessa, ma come si arriva a questa diffusione, a questo attivismo? È vero che noi purtroppo siamo ormai una brutta copia dell'Italia, perché l'attivismo italiano è scarso e anche noi siamo scarsi. Non parlo di indipendentisti, in generale l'attivismo è molto scarso, l'attivismo politico. E quindi mi chiedevo, quando sono stata lì, e quindi al ritorno continua, quando io vedo quelle immagini, so che quelle immagini rappresentano tutta la società. Come si fa ad arrivare ad una diffusione così profonda di questo attivismo così sano? Perché è molto sano, perché non è semplicemente la mancanza della violenza, ma anche la solidarietà verso chi ha di meno, verso chi è proprio più disagiato. Grazie. E grazie anche ad Hans per averci invitato. Grazie per la domanda. È difficile da rispondere. Penso che la società catalana, la società civile è stato sempre importante perché non abbiamo un Stato durante secoli e adesso ci siamo organizzati in associazioni di tutto tipo. Questa fortalezza della società civile catalana è una caratteristica importante della Catalogna. Penso in associazioni che organizzano le feste popolari, organizzazioni sportivi, clubs. È una caratteristica particolare della Catalogna che è differente in Spagna, in la Castiglia non c'è questa ricchezza della società civile. La base era buona. Lo possiamo vedere quando facciamo le grandi dimostrazioni che vienen musici, associazioni di musici, dei castellers che fanno els castells, no? Il castello umani. Bueno, penso che
questo ha fatto più facile perché la gente già partecipava in clubs, in associazioni. E l'assemblea ha dato un'opportunità di che questo attivismo diventa più politico. Anche durante la dittatura la società civile faceva questa funzione un po' politica, no? Di utilizzare la bandiera catalana quando era proibita, interdita, proibita. Il Barça, no? Adesso i partiti politici hanno preso più importanza e sono importanti. Quando nella conferenza parlo della società civile non è perché non abbiamo bisogno di partiti politici, sono la rappresentazione diretta dell'elettore, sono gli eletti che hanno la rappresentazione, ma se c'è una società civile forte e attiva che fa pressione e vigilanza, la politica è meglio. Quando c'è questa in una prima fase del crescimento, della cresciuta dell'Assemblea Nazionale Catalana, i partiti hanno utilizzato, per esempio, io penso che la prima fase del 2012 a 2014-15, Esquerra Repubblicana ha utilizzato, ha fatto, come dire, fichajes, ha tesserato gente dell'Assemblea Nazionale Catalana per fare candidature a municipios. La candidatura Junts pel Sí aveva gente dell'Assemblea Nazionale Catalana come la prima presidenta Carme Forcadell. Ha stato più Esquerra all'inizio. Dopo del 2015 a 2017 ha stato più il partito di Puigdemont Junts, che per esempio Jordi Sánchez ha andato a fare politica in Junts. Bueno, questa è una cosa che passa, è normale, penso che è normale e intelligente dalla parte dei partiti politici di vedere che ci sono leader, ci sono persone che non erano attive in politica e che fanno politica volontaria in una associazione della società civile e vanno a cercarli. Però è importante che la società civile sia forte perché fa questa funzione di controllo della politica partidista. Buonasera, mi chiamo Dia. Ho già fatto la domanda, non lo so se è arrivata tramite Elia. È arrivata a loro? Ok. La domanda mia riguarda il futuro del movimento e il futuro della Catalogna. L'Europa ha avuto paura perché siete stati in Catalogna quelli che siete andati molto avanti nella sfida dei governi centralizzati e l'Europa ha avuto paura, ecco perché non rispondono, perché se parte la Catalogna, parte la Corsica, parte la Sardegna, partono movimenti indipendentisti francesi, tedeschi, l'idea dell'Europa delle nazioni crolla o viene rimessa viene rimessa in discussione. Avete pensato a qualcosa, a una risposta a questo problema? Se si sfascia l'Europa o se
volete rimanere dentro un'Europa attuale e nelle due situazioni quale sarebbe il vero ruolo del governo futuro catalano come esempio, come se fosse uno Stato nuovo, come se c'è uno Stato nuovo in Sardegna, come se c'è uno Stato nuovo basco. Che cosa succede? Avete pensato a che cosa succede nel futuro? Questa è la domanda. Sì, è certo che c'è sta paura, ma è un poco incoerente perché la Unione Europea del 28 è formata per Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Croazia, nazioni che non ci saranno indipendenti 30 anni fa e piccole. È un po' incoerente di dirle i catalani non hanno diritto quando la Lituania è un Stato con tutti i diritti dentro della Unione Europea, no? In questo momento c'è una iniziativa di accademici di fare una legge di clarità, come la legge che si è fatto per il Tribunale Supremo del Canada con il referendum del Quebec, delle condizioni per fare l'autodeterminazione, no? Regole. Queste iniziative sono buone, ma io penso che io sono più realista, penso che la Unione Europea solo decide di fare cose quando c'è un conflitto importante, se no non fa niente. Adesso penso che il cammino che dobbiamo seguire è un cammino di autodeterminazione senza negoziazione, con più preparazione, tanto della gente come delle istituzioni che il quale lo abbiamo in 2017, ma non c'è altra uscita. Salve, sono Maria Vittoria Migaleddu, socia de ANS. Io devo fare una pregunta in saggio. Mi pare che siete d'imposto di parlare come nos ha nato l'Isenda, sa limba nostra. Io devo preguntare questo. Besce in Catalogna e a dite puntuesce un'elaborazione sopra sa concetto del Stato e sa funzione del suo concetto del Stato in tempo di oggi. Non che so vedere desavromma del Stato. L'ha dato prima, no? Un modello svizzero e gai, ma del suo ruolo del Stato in questa società di come, in questa globalizzazione, in UE il suo capitale finanziario più che capitale produttivo, in UE secondo me, questa è l'idea mia, si Stato esce come una cinghia di trasmissione di interesse multinazionale che sono sopra lo Stato. Tanto il Stato nostro che nasce dai popoli che in Stato possono, secondo me, cambiare questa situazione. Invece in Catalogna uno dibattito proprio sopra il momento economico, storico-economico di come.
Sí, en la experiencia catalana, il capital più avverso è il capitale delle multinazionali che si sono create de antigua imprese pubbliche spagnole. L'oligopolio della elettricità, del gas, sono grandi multinazionali però di base spagnola, molto unita al potere pubblico spagnolo. Non ci abbiamo problemi con, per esempio, la Volkswagen, che c'è una multinazionale industriale che produce automobili in Catalogna. Non ha fatto pressione in nessuno sentito durante il periodo del referendum. La pressione economica forte ha stato di questo tipo di oligopolio energetico soprattutto. Repsol, gas natural, che ora si chiama Naturgy, tutte queste multinazionali di base spagnola, anche di base catalana all'inizio, hanno fatto pressione, hanno fatto cambio della localizzazione di Barcellona a Madrid. Adesso una cosa importante per noi è essere meno dipendente di questo tipo di multinazionale molto unite al potere politico spagnolo. A potenziare cooperative energetica, a potenziare imprese più piccole in questo settore. Con le multinazionali di altri paesi non spagnolo abbiamo una relazione più normale. Penso che non interessa che diciamo non volevamo la Volkswagen in Catalogna perché sono multinazionali, o la Danone francese, sono multinazionali che hanno industriale e che danno molto lavoro. Penso che è un po' differente la multinazionale industriale multinazionale del settore energetico soprattutto e finanziario. Con i banchi abbiamo avuto molti problemi anche. C'è un problema per la Catalogna che abbiamo casse di risparmio nel passato e queste casse con la crisi del 2008 hanno disparuto tutti. Adesso abbiamo anche solo 2 banchi, CaixaBank e Banco de Sabadell, e questi banchi nel 2017 hanno deciso di partire dalla Catalogna. Adesso ci abbiamo anche una sola casa di risparmio che è rimasto, molto piccola. Questo è un problema, non avere una finanza più piccola e più vicina ai interessi dei catalani. Per esempio nella Germania non hanno fatto questo errore. La Germania ha un sistema di banchi regionale forte. Bene, si torna su grazie, se sei sull'ompio su... torna su grazie a Elisenda che ha ristrombulau vinzi sa dibatta e grazie a poi spreguntas. Spreguntas che abbiamo tretto dessa questionara. Valentina, pure sa gabbai in noi, si torna su grazie a Torra che si benissimo in noi, grazie a Elisenda, finzi sa indipendente.